Buongiorno a tutti ragazzi, a parte la scossa di stamattina a Norcia di magnitudo 3, stamattina un'altra scossa molto forte ha colpito le isole Figi. In effetti una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nel sud dell'Oceano Pacifico. È formato da più o meno 300 isole. Il sisma fortunatamente è stato molto profondo, quindi 536 km, quindi non è stato per niente sentito. Quindi fortunatamente la scossa è stata forte, però la profondità, siccome era tantissima, non se ne sono neanche accorti, quindi tutto tranquillo. Poi, giustamente, come già ho detto prima, stamattina ci sono state le quattro scosse a Norcia. La prima è stata alle 7:22 di magnitudo 3, poi ne sono seguite altre 3, quindi di 2.6, 2.2 e 2.0, quindi l'ipocentro più o meno dagli 8 ai 10 km più o meno. Quindi questo è quello che è accaduto perlomeno nella mattinata di stamattina. Poi ieri sera invece alle 22:43 una scossa di terremoto a Messina, esattamente nelle isole Eolie, di magnitudo 2.9, anche stavolta ipocentro molto profondo a 266 km, quindi nulla di che. Quindi diciamo che sempre ieri ragazzi, nel Molise, a Castelpizzuto in provincia di Isernia, una scossa di 2,4 in Molise. Diciamo che l'evento è stato localizzato più o meno a 50 km a nord di Caserta, a 60 km da Benevento, comunque nella Campania, diciamo tra Molise e Campania, quindi ai confini. E poi c'è stato quello a Caltanissetta di magnitudo 2.3 sempre ieri mattina a Villalba, 31 km di profondità. Però in tutti questi terremoti ragazzi che vi ho detto non ci sono danni né a persone né a cose, quindi in effetti ci sono stati 4-5 terremoti di magnitudo normali, però la fortuna è stata che molti erano profondi, invece quelle di Norcia erano molto leggeri, quindi diciamo a Perugia sono state molto sentite le scosse, perché la profondità, ripeto, di tutte e quattro le scosse era poca profonda, dagli 8 ai 10 km, mentre tutte le altre avevano un sacco di profondità, quindi non se ne sono neanche accorti. Quindi queste sono le ultime scosse da ieri fino ad oggi, diciamo, a quest'ora qui. Quindi sta tremando ancora Perugia, in effetti ci sono tante piccole scosse che non sono sentite dalla popolazione, quindi continua lo sciame sismico. Anche se non lo sentite, in effetti i sismografi registrano queste basse magnitudo, quindi sta continuando ancora a tremare dopo questi quattro terremoti, quindi speriamo che si ferma, come già ho detto in video precedenti. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito a tutti, ciao.